Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal comandante veneziano ragazzi, Gran Premio d'Austria. E purtroppo non è andata benissimo, nel senso 13° posto in griglia, Pippo Massa finisce settimo, come sempre Rosberg e Hamilton nei primi 2 posti in griglia, però le Ferrari bene con Alonso e Raikkonen terzi e quarti. Buono raga, andiamo, speriamo bene, una gara nuova, mi devo un po' trovare ancora, l'obiettivo comunque è fare punti. Vai ragazzi, andiamo. C'è molta tensione. Carburante, azzo. Già meno un giro parto, chissà perché. Ok. Rischiamolo almeno per mezzo giro. Mamma mia, cosa ho rischiato. Mamma, qua l'ho fatta grossa, qua l'ho fatta grossa. Mi è andata veramente di lusso. Qua sono entrato veramente alla grande, però dai. Che siamo entrati bene. E le Mercedes sono già in fuga, chiaramente. Mercedes già in fuga. Le Mercedes sono già in fuga. Ma noi siamo terzi da 13esimi, come sempre alla partenza possiamo recuperare. Già un ritiro intanto, già un ritiro. Già bagar pura. C'è già bagar pura ragazzi, è ufficiale. Questo Gran Premio d'Austria che è partito con il botto ragazzi, grande rimonta, però ha fatto anche insomma un mezzo temperamento con una Toro Rosso. Mi dispiace, mi è andata bene, mi è andata di culo. Adesso devo cominciare a martellarli. Dobbiamo martellare assolutissimamente. Le Mercedes. Brutto. Brutto errore qua di veneziano. Il tempo è nuvoloso, però non è prevista pioggia per la gara odierna. Questo circuito è pieno di sali scendi, mamma mia. Dai Come. Vola Come, vola. Ok, abbiamo Ricciardo dietro. Le Toro Rosso vogliono fare bene in casa. Devo prendere anche un po' di familiarità con il circuito, chiaramente. DRS abilitato. Dopo tanti anni si ritorna in Austria. Che bello, però ecco, diciamo che il paesaggio austriaco è sicuramente uno dei più belli del mondiale. Ecco, questo lo possiamo già dire. Comunque non avevamo un passo orribile, dai. Pensavo peggio. Bravo Come. Mi stai piacendo Come. Beh, fare un altro podio sarebbe meraviglioso, ma la vedo un po' dura. Questa potevo prenderla un po' meglio, onestamente. Però il miglior settore assoluto, qua, miglior settore assoluto. E di brutto anche. Stiamo girando bene. Ecco, diciamo che a livello di strategia sono un po' indeciso su che strategia fare. Se mettere subito le dure, invece metterle morbide, questo è un po' un casino, onestamente, vedremo.
Ma sinceramente non ho fatto una gran cosa, eh. Però non stiamo girando male, solo che le Mercedes, ragazzi, hanno un passo inarrivabile. Hanno veramente un passo inarrivabile le Mercedes. Questa l'ho presa malissimo. Mamma, ho rischiato anche di uscire, mamma mia cosa ho fatto. Che cappellone, infatti Ricciardo è qua adesso, Ricciardo è qua. Mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. Ok ragazzi, ormai siamo vicini alla prima sosta. Siamo vicini alla prima sosta. Pneumatici duri, dai. Mettiamo i duri per adesso. È confermato, alla prossima sosta monterai le gomme dure. Ormai le strategie ce le facciamo in corsa, Fio. Preferisco farmele in corsa che programmarle, onestamente. Segue a circa un secondo di distanza. Ormai sì, le Mercedes sono abbastanza in fuga, molto bene. Comunque è bello il circuito, la 1 Ring. Sì, Spielberg qua, la Red Bull, è veramente un bel circuito, mi piace un casino. Nel senso, devo ancora abituarmi, ecco, tipo adesso, vaffanculo. Però mi piace lo scenario, tutto quanto. Comunque un altro ritiro intanto, attenzione, siamo a 20 macchine, ok. Finora la safety car è uscita solo nel Gran Premio d'Australia. Continua a scaldare le gomme, scalda le gomme. Ok, siamo dentro. Ok, per fortuna escono anche altri, tanto qua esco solo io. Forse ho anticipato un po' la sosta, però, ma... Ok. E adesso vediamo se la strategia è positiva. Forse potevo stare qualche giro in più, vabbè. Siamo al 16° posto. Abbiamo montato nuovi pneumatici duri, ora disponi di altri 2 stop. Come taglio curvo, ma che cazzo sta sparando sto stronzo? Vabbè. Vaneggio qua il commissario perché non mi sembrava di aver tagliato. Adesso dobbiamo spingere al massimo per cercare di ritornare al 3° posto. Speriamo di non averla anticipata troppo. Speriamo di non averla anticipata troppo, cazzo. Oh, brutto, brutto, brutto. Non un gran giro questo, è dopo la sosta. Non un gran giro. Attenzione. Siamo contro Sutil. Dai Cume, dai Cume, dai Cume, dai Cume. E Sutil è superato. Grazie vecchio. Grazie mille, grazie mille. Hulkenberg, no, Hulkenberg, scusate, Hulkenberg superato. Nicolino Hulkenberg. Ragazzi, le Mercedes veramente sono fenomenali, c'è una roba impressionante. A parte in Canada che ha vinto la... Per carità, in Canada nell'ultima gara ha vinto Alfonsino, però ragazzi le Mercedes sono qualcosa di disumano, un po' come la realtà chiaramente, perché stanno dominando il circus. Ok. La telemetria indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. Va bene. Sul giro potrebbero risentire. Qua ne ho perso.
qua ho perso addirittura 2 posizioni. Malissimo. Ho perso la posizione da Raikkonen e da Ricciardo probabilmente. Strategia non molto azzeccata, ma puttana miseria. Il Cume è a caccia, ma sarà durissima. Sarà molto molto dura. Dai ragazzi. Hai un margine di 2 secondi sulla vettura che ti segue. Lo so, stronzaccio. Non gli offrire opportunità di sorpasso. Giro record di Hamilton. Una sosta per il cambio gomme entro i prossimi 4 giri. Ah ok, Raikkonen deve andare ai box. No, nei prossimi 4 giri però forse ha messo ancora morbide. Ha messo 2 morbide, le voglio mettere alla fine le morbide, vediamo dai. Il podio è ancora possibile comunque secondo me. Però non devo più sbagliare niente. Non posso più sbagliare Ugaz. Comunque il cielo mi sembra, insomma, non è prevista pioggia, non penso ci sia pioggia oggi, sinceramente. Dai Comendone, dai Comendone. Raikkonen a 4 secondi se ne sta andando, porca troia. Se ne sta andando Kimi. Kimi se ne va. Ragazzi, problemi per Hamilton. Ecco Hamilton, prova a sorpassarlo. Problemi per Hamilton, Fioi, problemi per Hamilton. Sono saltato in aria, cazzo, problemi per Hamilton. Pilota dietro di te ha danneggiato gravemente l'ala anteriore. Potrebbe avere problemi di guidabilità. Problemi per Hamilton e godo. Gigione ha dei problemi. E deve andare ai box. Gli pneumatici della macchina alle tue spalle sono molto meno usurati. Ho capito vecchio, ma sto facendo un miracolo ragazzi. Sto cercando di portare l'ultima sosta e fare solo 2 soste. E portare l'ultima sosta veramente tardi. Le gomme come sono messe. Così così. Sarà durissima ragazzi, sarà durissima, ma io ci provo. Che riuscire magari a mettere le morbide nell'ultima parte, solo che dovrei fare ancora troppi giri. La vedo un'impresa abbastanza disperata. Però proviamoci, vediamo quanto riusciamo ancora a stare. Non mi sembra tanto, le gomme sono quasi andate, Ma Hamilton ha rotto la lettone davanti, probabilmente con un doppiato. E io godo tanto, e io godo tantissimo ragazzi. Raikkonen è alle tue spalle a circa 5 secondi di distanza. Ho capito invece. Però io riesco a farle forse. I dati indicano che Rosberg si fermerà ai box fra 3 giri. Ok. Però io forse riesco a fare 2 soste sole, forse gli tanti ne fanno 3. Ed è qua che ci giochiamo tutto. Ed è qua che ci giochiamo tutto ragazzi. Sì, non ho più gomme, però sto praticamente da qua dal 7° giro. Ma no, ho fatto non so quanti giri con le dure ragazzi. Sto tentando il miracolo. Carburante -1 però, attenzione. No dai, non l'ho tagliata, minchione. Carburante basso. Mamma mia, guarda come slittano ormai. Pneumatici duri. Andiamo ai box, va. Prossima sosta monteremo pneumatici duri. Andiamo ai box. Mamma mia.
Sì ragazzi, è finita, le gomme sono finite, ufficiale, le gomme sono finite. Le gomme sono finite. Andiamo. Il commissario sventola le bandere blu. Seconda sosta per Veneziano. Bisogna capire se abbiamo fatto la scelta giusta. Sarà l'ultima sosta per me, solo 2. Bravi. 10º. Hamilton è sprofondato in 11ª posizione. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. 10º. Dobbiamo sperare che ci siano tante macchine che devono ancora andare ai box, perché sennò so cazzi. Giro record di Hamilton che è furioso, chiaramente. Sono rimaste 19 macchine in pista sulle 22 partite. Questa per me sarà l'ultima sosta comunque. Adesso chiaramente lasciamo ancora la miscela bassa per un giro. E poi speriamo bene ragazzi, speriamo proprio bene. Certo che Hamilton sarà dura a tenerlo dietro, Sarà molto dura a tenere Gigi dietro. Il distacco dalla vettura alle tue spalle è di 3 secondi. Per me tanti faranno l'ultima sosta e metteranno le morbide però. Quindi dopo è chiaro, è tutto da vedere ragazzi, è tutta da vedere sta gara. Comunque tanto qualcuno è ai box intanto, speriamo siano un doppiato. Ok, nona posizione. Felipe ti precede di 5 posizioni. Non rompere il cazzo Felipe. Dai come, c'ho solo che Gigione Madonna, è già qua Gigione, fioi, madonna. Io devo tenere ancora la miscela così almeno per un giro. Ma Gigione è già qua. Gigione è chiaramente incazzato nero perché andare a tamponare, probabilmente ha tamponato una, secondo me ha tamponato una macchina da doppiare. Cioè una Caterham secondo me, io non lo so, però Kobayashi probabilmente, come abbiamo visto. Qui sono i colpi di scena, fioi. Probabilmente Hamilton mi supera. Hamilton dovrebbe effettuare una sosta fra pochi giri. Ah, addirittura, bene, questo è positivo. Ok, carburante normale. I meccanici ti aspettano alla fine di questo giro. Rientra ai box. No, ormai tutte le strategie sono scombussolate. Io ho finito le mie soste. No! Brutto questo errore, molto brutto. Ai ai ai, no, perdo il podio. No, perdo il podio. Vai, internazzo puro, bravo come. Quanto l'ho rischiata, fioi, quanto l'ho rischiata. Ok, siamo sempre terzi. Adesso c'è un piccolo trenino dietro di noi, ma ragazzi hanno tutti le gol. Va a vincere Nicolino Rosbiff intanto, vittoria per Rosbiff. Secondo Kimi Raikkonen. Quindi la Ferrari è molto migliorata. Vittoria di Alonso in Canada e secondo posto di Raikkonen in Austria. Adesso tocca a noi però. Tocca a noi dimostrare tutto adesso. Dai che ormai ci siamo. Dai che ormai ci siamo. Ed è terzo posto ancora. Miglior risultato in carriera come sempre. Perché? Connessione interrotta, chi se ne frega. Terzo posto. Sì cazzo. Bravo Kuma. Grandissimo risultato. Massa 11esimo fuori anche dei punti. Ma la Kuma come si gasa.
Salirai sul terzo gradino. Sì, ragazzi. Bella gara, complimenti. Grazie. I ritirati sono Grosjean, Kvyat e Jenson Button. Ok, in classifica siamo al 6° posto. Bene, vicinissimi ad Alfonso. Nella costruttori siamo quarti. La Ferrari è un po' più avanti, però possiamo ancora dire la nostra. Buono. Ottimo raga, un saluto dal commendatore veneziano, ci becchiamo alla prossima gara. Ciao veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.